Siamo qui all'Istituto Rita Levi Montalcini, inizia una collaborazione fra la società calcistica Agragas e proprio l'istituto scolastico. In cosa consiste, Preside? Ma è una collaborazione che noi abbiamo accolto positivamente perché l'Agreas è la squadra della città e quindi tutti quanti vogliamo sostenerla con tutti i nostri modi possibili. Abbiamo diversi nostri alunni che fanno parte del settore giovanile, stiamo portando avanti un progetto, il calcio che è passione, quindi quale migliore occasione per poter instaurare questo connubio con la società gloriosa qual è quella dell'Agras. È un progetto che mirerà a far portare i ragazzi sempre più allo stadio per partecipare alla vita della società e da come mi è stato detto dal vicepresidente faranno delle offerte molto così simboliche che faranno ai ragazzi, nel senso che faranno assistere i ragazzi alle partite dell'Agras con prezzi molto modici, mi diceva il presidente, di 2 euro. Quindi questo per dare sempre più manforte a questa gloriosa società che ci rappresenta tutti. Oggi avete scelto proprio come test di questa iniziativa l'Istituto Rita Levi Montalcini. Abbiamo scelto questo istituto perché io sono nato e cresciuto al villaggio Mosè e penso di fare qualcosa di buono per il villaggio, anche tramite l'Agragas, perché l'Agragas è la prima squadra della città e la vogliamo portare più in alto possibile. Qual è il futuro della squadra, diciamo a breve, quali sono i progetti brevemente? Ma il progetto è bello ampio e lo dobbiamo portare avanti perché siamo una società solida e ben solida, come si può Strutturati, dire, sì, sì. strutturata bene. Rita, Mo- Rita Monella fa parte anche di questa iniziativa, diciamo un po' il cuore pulsante. Sì, stiamo portando avanti questo progetto che abbiamo anche intitolato Dotto un calciatore per cercare di portare avanti quello che è lo spirito giovanile e portare avanti il senso di appartenenza a una città e soprattutto il senso di appartenenza a una scuola di calcio che speriamo che nel futuro arrivi veramente a livelli apicali. Lo sta facendo in questo momento perché abbiamo avuto veramente, ci sono state delle grandi vittorie, un 5-0, un 4-0, speriamo che possa andare sempre più avanti e arrivare veramente ai livelli che noi ci auspichiamo tutti. Ecco, sentiamo un calciatore, nome e cognome. Lucas Corner. Ecco, come valuti questa iniziativa qui, diciamo, fuori dai campi, venire nelle scuole e parlare anche con i ragazzi e convincerli a seguire il calcio? No, per me è importante da questo. Ecco, come valuti questa iniziativa, la squadra che viene incontro ai più piccoli? Vabbè, è giusto che i più grandi insegnano sempre ai più piccoli la giusta via. Quello di avvicinarsi al calcio è un modo per comunque impiegare il tempo e imparare qualcosa.